Professor Chisanti, poco fa mi ha parlato delle vaccinazioni. Con la velocità attuale ci vorranno anni per raggiungere l'immunità di gregge, perché abbiamo vaccinato pochissime persone. Come pensa che sarebbe meglio allocare i vaccini e se ci sono poi anche nuove terapie a questo punto e poi se questo vaccino ci difende anche dalle varianti del virus che stanno arrivando? Guardi, questa è una, sono tante domande in una. Comunque, guardi, parliamo innanzitutto della tabella di Ah, marcia di perfetto. vaccinazione, sicuramente è ben al di sotto delle aspettative della narrativa che c'è stata in qualche modo eh, comunicata. Se andiamo avanti di questo passo, a fine anno avremo il 12% della Nel popolazione italiana 2025, vaccinata, che nel praticamente ci 2025 ce vorranno la faremo. 5, quindi ci vuole un cambio di passo senza precedenti, chiaramente. Questo può essere raggiunto sia migliorando la logistica, sia adottando altri vaccini magari più disponibili. Ecco, queste due cose si possono fare, non vedo ulteriori possibilità. Chiaramente implementare la logistica per la distribuzione del vaccino Pfizer è una cosa non facile perché questo vaccino Sì, richiede questa catena di del conservazione ad freddo. ultrafreddo e quindi questo quindi significa che bisogna avere in vari posti frigoriferi adatti, deve essere distribuito just on time, cioè deve essere distribuito nelle postazioni periferiche nel numero giusto e al tempo giusto e bisogna avere anche tutto un sistema di prenotazioni che funziona perché altrimenti Sì. se ne spreca tanto. Quindi pure questo va Quindi considerata questa cosa qui e quindi c'è. un metodo sarebbe differenziare tra varie case Mi dica. farmaceutiche. Ma una possibilità sarebbe sicuramente utilizzare, come si sta cercando di fare, il vaccino Moderna e anche quello da AstraZeneca. Sicuramente penso che questo sia una strategia per mitigare questo problema, sicuramente. Poi per quanto poi mi ha chiesto Sì, delle varianti, ma guardi, eh, ogni organismo che si riproduce ha il problema di copiare il patrimonio genetico perché lo deve trasmettere alla progenie, ai figli, chiamiamo, o a, diciamo, gli organismi a cui dà sì. vita, no? E durante questo processo inevitabilmente si accumulano degli errori. Quindi le varianti sono il frutto di questi errori, va bene? Guardi, è come se in alcuni casi praticamente non hanno nessun valore, anzi hanno un effetto negativo, però in alcuni casi possono cambiare la funzione delle proteine del virus, dandogli un vantaggio. Guardi, faccio un esempio, mi viene bene in inglese, ma io posso dire I love Mhm. this book, oppure posso dire se faccio un errore di copiatura, questo mi viene I Ok, move this book. Basta che io cambio la R con la M e mi cambia completamente il sì, senso della frase. Guardi, è la stessa cosa a livello sì. genetico. Se io cambio Chiarissimo, chiarissimo. eh, I- durante il processo di replicazione l'informazione, mi cambia anche la funzione, mi Quindi il cambia il messaggio è senso. diverso. E può essere che il messaggio è diverso e nel caso specifico questo si può tradurre con un vantaggio selettivo per il virus. Per esempio, un cambio di informazione per quello che riguarda la proteina spike, cioè quella che consente al virus di riconoscere e entrare delle cellule, può permettere al virus di essere più efficiente in questo processo e quindi aumenta l'infettività del virus. Quindi è il caso della Molto variante bene. Ne inglese, usciremo mai no? fuori, La ragazzi? variante inglese si è generata. No, vabbè, comunque no, non sia così pessimista. Comunque la variante inglese altro che non è che un errore di copiatura del virus, Sì. va bene? Casuale. Tra tante varianti, molte generavano una frase senza senso, ce n'è stata una invece che ha generato una frase che per il virus gli dava un vantaggio selettivo, cioè quello di replicarsi più efficacemente. E quindi questa si è Certo, propagata di certo. più. Quindi diciamo la variante inglese è il frutto di un errore di copiatura. Va Chiarissimo. bene? Ora, e cosa succede? Più il virus si trasmette, più esiste la possibilità che varianti emergano. Quindi Ah, teoricamente bisogna vaccinare il più presto possibile e possibilmente in situazioni in cui non c'è molta chiaro, trasmissione. chiaro. E non è la cosa giusta che stiamo No, facendo adesso, va chiaro. bene? Quindi esiste teoricamente quindi la possibilità che emerga una variante che invece di conferire al virus una,
una più elevata capacità di trasmissione, magari conferisce al virus la capacità di sfuggire agli anticorpi indotti dal Certo, vaccino. perché è un momento di trasmissione molto Questo è, elevata. noi possiamo fare qualcosa, quello che possiamo fare, possiamo implementare un piano nazionale di sorveglianza sequenziando più varianti possibili del virus, via via che va avanti il piano vaccinale. Perché? Perché sequenziandole noi riusciamo a vedere se sono varianti che potenzialmente sono in grado di sfuggire al vaccino. In caso dovessero emergere, a quel punto si può circoscrivere la diffusione di queste varianti con dei lockdown strettissimi ma Sì, chirurgici, sì, sì. perché l'obiettivo a quel punto è impedire a queste varianti di trasmettersi, no? Certo, certo, Fondamentalmente. certo, certo, bloccarla sul nascere, diciamo. Per bloccarla sul nascere, però per bloccarla sul nascere abbiamo bisogno di un sistema di sorveglianza che campiona in tutte le persone positive il virus e lo sequenzia per vedere se ci sono delle E in varianti. questo il tampone rapido è un nemico, anche perché poi alla fine dei conti Perché il tampone rapido di fatto sì, ti impedisce di collezionare il materiale il giusto. tracciamento poi dopo di coloro che sono stati a contatto.